andare a protestare, a esporre un problema e lo esponi in comune al sindaco, non è che ti metti a far esplodere bombe. Comunque non protestare in questo modo è sicuramente controproducente. Questi i commenti degli studenti del liceo classico Flaminio, quando sono passati oggi alla fine delle lezioni in via Cesare Battisti, davanti al punto dell'esplosione tra la loro scuola e l'ex media del Collo, ora chiusa, a 2 passi dal municipio di Vittorio Veneto. Una deflagrazione pare causata da una bomba carta che ha distrutto gran parte delle vetrate presenti nelle 2 facciate che chiudono una delle entrate carraie dei 2 istituti. Un boato fortissimo che la notte tra sabato e domenica scorsi ha svegliato di soprassalto quasi tutto il centro della città. Qualcuno ha parlato di bravata, pensata più per fare clamore che vittime e danni, considerato l'orario e il luogo dell'innesco, ovvero tra 2 scuole con quella più esposta chiusa da tempo. Ma il sindaco non crede a questa ipotesi. Quello che fa riflettere è che 1 anno e mezzo fa è venuta nella notte alla conclusione del 150esimo del compleanno della città di Vittorio Veneto e questa volta si è avvenuto alla conclusione della festa della Repubblica del 2 giugno. Attentato a sfondo politico dunque, con i carabinieri che pare stiano indagando sia tra gli anarchici che tra gli indipendentisti. Fondamentali le immagini delle telecamere della zona che pare abbiano ripreso gli attentatori. Un atto che il sindaco collega ad altri episodi analoghi del recente passato. Ribadendo quelli probabilmente accaduti 1 anno e mezzo fa nel municipio e con l'invio della lettera di minacce al sottoscritto assieme a delle pallottole. Prospettiva inquietante, considerando che tra 15 giorni ci sarà un altro evento che richiama allo Stato e all'unità della nazione, con la Dunata Triveneta degli Alpini. C'è più sorpresa che indignazione e per certi versi va bene così perché come l'altra volta la città ha reagito in maniera compatta contro quei vili attentati, sono certo che lo farà anche questa volta, anzi oggi, visto che questa sera c'è il Consiglio Comunale, proporremo al Consiglio una dichiarazione unanime ovviamente di condanna senza reticenze, come si dice senza se e senza ma, contro atteggiamenti e attacchi vili e assolutamente indegni di questo tipo.